Adesso parliamo della zona franca tra utopia e concretezza. Antonello Lai. Giornata importante ieri a Giave per il movimento Zona Franca, ma non solo per la situazione contingente, ma evidentemente anche per tutta la Sardegna, che può contare su un presupposto finalmente reale e tangibile riguardo quello che può essere l'applicazione di una almeno parte della zona franca. Maria Rosaria Randaccio, ieri a Giave almeno 250-300 persone. Sì, tanta gente a festeggiare una sindaca coraggiosa, un sindaco coraggioso, il primo sindaco che è passato dalle parole ai fatti. Cioè ieri il sindaco ha comunicato di aver mandato tutte le comunicazioni necessarie alla Regione Sardegna perché la Regione Sardegna faccia il proprio dovere. Cioè la sindaca di Giave ha rispettato la legge e sta chiedendo che anche la Regione faccia altrettanto, in particolare sta chiedendo che la Regione dia attuazione a quel decreto legislativo 114 del 2016 che è stato richiamato a giugno di quest'anno nella sentenza della Corte Costituzionale numero 154 del 2017, dove dice la Corte Costituzionale che alla Sardegna compete la zona franca. Competono cioè le franchigie fiscali, che vuol dire agevolazioni fiscali che a noi competono di diritto in quanto isola circondata da 450.000 km² di mar Mediterraneo attorno, è isola nell'impossibilità di costruire un ponte tra noi e l'Italia. Il nostro ponte tra noi e l'Italia non può che essere un ponte di franchigie fiscali, cioè di esenzione da dazi doganali, IVA e accise e da tutta una serie di altri tributi che ci competono, perché possiamo competere ad armi pari in un'economia globalizzata dove viene, nell'economia dei trattati, viene garantito il libero mercato. Il libero mercato si può garantire quando tutti sono in grado di competere nella concorrenza ad armi pari. Noi invece non siamo ancora in grado di competere, infatti ci siamo spopolati. Ma a Giave chi ha partecipato? A Giave hanno partecipato tanti residenti, sicuramente perché la gente era in piedi, fuori anche addirittura dal locale, ma ho visto molti sindaci che avevano deliberato nel 2003, prima del 2013, dichiarando il proprio territorio zona franca, quando noi questo diritto lo stavamo perdendo senza averlo conosciuto. Questa è la cosa unica al mondo, cioè i sardi da 20 anni avevano questo diritto e lo stavano perdendo semplicemente perché non si erano attivati. Ecco, il nostro compito è stato semplicemente questo, di far conoscere la perdita di un diritto che era fondamentale, è fondamentale, perché i sardi continuano ad esistere sulla faccia della terra e non spariamo, non ci estinguiamo veramente per mancanza di popolo.